Un nuovo, l'ennesimo episodio di violenza nel centro storico di Palermo. Questa volta siamo a Piazza Venezia, a pochi metri da via Roma. La vittima dell'aggressione è una settantenne che ha rimproverato due ragazzini di 12 anni che stavano danneggiando alcuni cartelli stradali. La settantenne li ha redarguiti, suscitando la reazione violenta dei due minorenni. La donna è stata soccorsa subito dal personale del 118 e portata all'ospedale Villa Sofia, dove i medici le hanno diagnosticato la frattura del femore. L'anziana è già stata operata questa mattina. Resta lo shock per essere stata aggredita da due ragazzini che non hanno accettato il rimprovero della donna, che era in compagnia della figlia, e ai nostri microfoni racconta così l'accaduto. Io e mia madre eravamo di ritorno da un pomeriggio di shopping trascorso tranquillo, sereno. Al momento di riprendere la macchina, mia madre si è accorta di questi ragazzini che stavano distruggendo un palo della segnaletica stradale. Li ha rimproverati, ma come una nonna può rimproverare dei nipotini, perché comunque stiamo parlando di ragazzini che potevano avere al massimo 12 anni. Questi ragazzini hanno risposto in maniera assurda, violenta, l'hanno circondata, l'hanno presa, strattonata e buttata a terra. Nel cadere a terra mia madre si è rotta il femore e per poco non ha sbattuto la testa contro il marciapiede. Questa cosa poteva avere delle conseguenze più gravi. Sono quelle cose che tu leggi sui giornali e che non pensi che possano accadere a te. Un quadrilatero, quello del centro storico palermitano, sempre più violento, episodi su episodi. Nemmeno gli anziani vengono risparmiati dalla furia dei giovanissimi. Quando la sera, qua in via Piazza Venezia, la sera non si discute più, c'è un macello. Lei ha paura anche di scendere? Sì, ho paura di scendere perché dove abiti via Napoli, 6 giorni fa, di sera, tardi, hanno rubato una borsa alla ragazza della studentessa. Se ci fosse più presenza capillare nel centro storico, perché non è che stiamo parlando di un'area infinita, o del centro storico è abbastanza limitato, tra l'altro le vie quelle più trafficate dai turisti, le cose. Ci vorrebbe una maggiore presenza, proprio il fatto già di avere dei giovani prestanti, insomma, che si capisce che se qualcuno fa una cosa ci mettono un attimo a prenderlo. Magari uno ci pensa un attimo. Vetrine spaccate, furti, violenza, un centro storico che continua a essere meta di balordi. Nella morte indotta di Alessandra Giordano, la donna di Paternò che decise di far uso dell'eutanasia nella clinica Dignitas, la stessa struttura sanitaria a Fork, paesino vicino Zurigo in Svizzera, in cui DJ Fabbo aveva deciso di mettere la parola fine alla propria vita, ci fu istigazione al suicidio. Per questo reato la Corte d'Assise d'Appello di Catania ha condannato a 3 anni e 4 mesi Emilio Coveri, presidente di Exit Italia, l'associazione che si prefigge il compito di combattere il dolore che accompagna la morte. Condannato anche alla pena accessoria all'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni, in primo grado era stato assolto dal GUP di Catania dopo aver ricorso al rito abbreviato. La Corte, presieduta da Elisabetta Messina, ha deciso anche per il risarcimento del danno nei confronti dei familiari della donna morta. Dopo l'assoluzione in primo grado nel processo d'appello, i magistrati Andrea Ursino e Angelo Brugaletta, con il coordinamento del procuratore aggiunto Ignazio Fonso, hanno ripercorso le fasi del dibattimento a carico del presidente di Exit Italia di Torino, Emilio Coveri, nel caso della morte, attraverso il suicidio assistito, dell'insegnante paternese Alessandra Giordano, avvenuta il 27 marzo del 2019 nella clinica Dignitas in Svizzera. In secondo grado, in particolare i PM e il PG, è stato evidenziato il contributo causale idoneo a rafforzare il proposito suicidario della Giordano, prima incerto e titubante su una persona, l'insegnante paternese, affetta da patologie non irreversibili, benché dolorose, anche perché non ben curate, sfruttando l'influenzabilità della donna per inculcare le sue discutibili idee di suicidio assistito come soluzione alle sofferenze fisiche e morali della vita. Sulla scomparsa di Jessica Lattuga sono ancora indagini in corso, quindi non posso assolutamente parlare, alcune sono particolarmente delicate. Non è per nulla chiuso il caso della scomparsa di Jessica Lattuca a Favara, la giovane madre di 4 figli della quale non si hanno più tracce dall'agosto del 2018. Dopo la recente e improvvisa morte, presumibilmente per overdose di droga, di Vincenzo, fratello di Jessica, accusato di aver ucciso a botte la donna dopo un litigio e di aver fatto sparire il cadavere, la procura di Agrigento continua a indagare e a breve potrebbero esserci clamorose novità. Il procuratore reggente Salvatore
procuratore Vella e del pubblico ministero Paola Vetro avrebbero tra le mani nuovi elementi per incastrare chi materialmente avrebbe aiutato Vincenzo Lattuca a portare via il cadavere dalla casa del padre e a non farlo più ritrovare. Il corpo di Jessica è stato cercato per anni dappertutto, ma non è stato mai trovato. Il procuratore Vella, intervenendo a margine del convegno Luci e ombre sulle moderne prove scientifiche al Museo Griffo di Agrigento, ha lanciato un accorato appello affinché si possa dare una degna sepoltura alla ragazza. Io spero che qualcuno si metta veramente una mano sulla coscienza, e faccio riferimento a persone che conoscevano bene Jessica, e ci faccia ritrovare il corpo per dargli veramente una degna sepoltura. Tra i relatori del convegno anche il generale Luciano Garofano, che in passato ha commentato la scomparsa di Jessica Lattuca. L'ex comandante dei RIS di Parma è pessimista sul ritrovamento del corpo della donna integro. Nel momento in cui un omicidio o comunque un sequestro di persona viene ben premeditato, a quel punto è premeditata anche il luogo del nascondimento, dell'occultamento, e magari quel corpo non è nemmeno più intero. In attesa dunque di conoscere le ultime novità investigative, la Procura attende i risultati ufficiali dell'autopsia sulla salma di Vincenzo Lattuca, che non presenta nessun trauma e nemmeno tracce di violenza. Torna operativa la società Stretto di Messina, braccio del Ministero delle Infrastrutture, per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Il passaggio formale è stata la prima riunione del nuovo Consiglio di amministrazione alla presenza del Vice Premier Matteo Salvini. Il Presidente Giuseppe Recchi e l'amministratore delegato Pietro Ciucci hanno conferito le deleghe ed espletato i primi adempimenti del CDA, quindi hanno presentato il cronoprogramma. L'obiettivo è quello di passare al progetto esecutivo e all'avvio dei lavori entro l'estate del 2024. Ma intanto entro venerdì 30 giugno si procederà alla nomina del nuovo comitato scientifico, così come previsto dalla legge votata in Parlamento a fine maggio. Il comitato avrà un ruolo di supporto e vigilanza sulle varie fasi del progetto. Entro il 31 luglio quindi verrà riattivato il contratto con il consorzio Eurolink, che si è aggiudicato la gara internazionale per il General Contractor. All'interno di Eurolink sono confluite WeBuild ed importanti aziende mondiali del settore delle costruzioni come la spagnola Sacir e la giapponese Hihi Corporation. Entro il 30 settembre invece dovrà essere pronta la relazione di aggiornamento del progetto definitivo, mentre entro il 31 dicembre il comitato scientifico dovrà dare la sua approvazione. Tempistica che comunque potrebbe anche essere più breve. L'avvio dei lavori è previsto per il 31 luglio 2024, dopo la consegna del progetto esecutivo con tutte le autorizzazioni, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2024. Insomma, i tempi sono stati scanditi, oggi messi nero su bianco, e si rimette in moto ufficialmente la complessa macchina chiamata a gestire le fasi della progettazione e della costruzione del ponte sullo Stretto, su cui è forte anche l'interesse dell'Europa. Lo ha detto chiaramente anche la commissaria europea per i trasporti Adina Valean in audizioni presso le commissioni congiunte, quarta ed ottava del Senato, nona e 14ª della Camera, sostenendo che anche se il dibattito sull'opera è nazionale ed è una scelta dell'Italia, se volete farla, ha detto, la Commissione vi aiuterà, aggiungendo: ho capito dal governo che c'è questa intenzione, che volete farlo, quindi sono qui per sostenere quest'idea. Il bello che nasce dalle mani artigiane all'interno di questa piccola impresa di produzione mobili nel catanese, dalla tavola di legno al prodotto finito, in un intreccio di competenze professionali sempre più in via d'estinzione. La crisi del settore artigiano si evince in Italia dal report dell'osservatorio INPS sui lavori autonomi. Le motivazioni sono presto riassunte. Dall'aumento vertiginoso delle materie prime, oltre che dal caro energia. Diciamo anche che si fa fatica a trovare della manovalanza. Tra il 2013 e il 2022 gli artigiani sono diminuiti di quasi 280.000 unità nel paese, con un calo meno rilevante nel mezzogiorno, con un meno 12% rispetto a oltre il meno 15% nazionale, e la Sicilia e Catania in particolare si distinguono, seppure nel calo esistente. La Sicilia si è attestata al quarto posto dopo Lombardia, Campania e Lazio. Catania, nella fattispecie, possiamo dire che ci possiamo ritenere soddisfatti, perché comunque il rapporto tra le iscrizioni e le cancellazioni hanno toccato il meno 0,20%. A Catania dunque sono tante le attività artigiane che perseverano, in particolare con aziende a carattere familiare. I figli che continuano le imprese dei padri, da quella che il giovane titolare considera una boutique dell'edilizia. Una piccola squadra di lavoratori con anni e anni di esperienza che mettono in gioco
esperienza appunto, ma soprattutto intelletto e manualità al fine di aiutare il committente a far diventare il suo sogno una realtà. All'azienda che riesce da padre in figlio a fare export con prodotti di lusso, fornendo sedie, poltrone, divani e altri complementi, e che lamenta il grave problema della formazione. Per realizzare il bello occorrono delle mani esperte. Le mani esperte non si formano a 20 anni, ma si formano a 14-15 anni. Quindi occorrerebbe veramente uno sforzo di rivoluzione del sistema scolastico che avvia al mondo del lavoro, all'artigianato, i ragazzi veramente in giovane età. Nelle nostre città si trovano sempre meno idraulici ed elettricisti, ma anche, secondo i dati diffusi da Unioncamere nei giorni scorsi, falegnami, lavanderie e piccoli trasportatori, mentre sono cresciuti i tassisti, i muratori, l'estetista e i tatuatori. Ma attenzione ad inquadrare in modo preciso la figura dell'artigiano, persona, ci dichiarano, disposta a lavorare giorni in più pur di produrre qualità, e la qualità di solito ha un costo superiore. Di più rispetto alla media, il costo però credo che, come in tutte le cose, se è giustificato, il cliente è disposto a pagarlo. Costo giustificato e poi la parola no, difficile da sentire nella produzione artigiana. Quando il cliente viene da noi che crede che sia una cosa impossibile, poi sta nell'artigiano invece sorridere e dire no, si può fare. You know I'm not that guy. Spumeggiante, frizzante, coinvolgente, semplicemente Anastasia. La star mondiale ieri di scena al Teatro di Verdura a Palermo, pubblico invisibilio per l'artista americana che ha dato spettacolo per circa un paio d'ore. Anastasia è tra le star di maggior successo, con all'attivo oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e con oltre 225 dischi fra oro e platino. In sostanza si tratta di una vera e propria icona del mondo della musica che si è esibita a Palermo con tutto esaurito già da settimane. La star ha anche scherzato con il pubblico sul fatto di non riuscire a comunicare in italiano e allora ha trovato un utile escamotage. Sono così felice di essere qui in Sicilia e amo la comunità italiana grazie con tutto il cuore. Mi dispiace che sembri imbarazzante, ma non parlo italiano, volevo parlarti per sempre. Ma Anastasia ha comunque fatto parlare i suoi brani tra jazz e pop. La cessione del Messina è ai limiti del ridicolo. Mentre ieri sera il presidente Pietro Sciotto annunciava la chiusura definitiva delle interlocuzioni sulla compravendita con Fabrizio Mannino, lo stesso armatore piemontese raggiungeva Messina con 4 suoi consulenti per presentare una nuova offerta e, se accettata, con appuntamento fissato dal notaio. Ma non finisce qui. Lo stesso Sciotto, dopo aver incontrato 2 giorni fa Ezio Raciti per parlare di futuro con Pippo Bonanno nel ruolo di consigliere personale, ora sarebbe sul punto di chiudere un accordo con gli ex rossazzurri Maurizio Pellegrino e Francesco Baldini, legati a possibili investitori vicini all'acquisizione di parte delle quote dell'ACR. Così Sciotto rimarrebbe presidente con poteri limitati, ma quanto basta per dare il benservito a Mannino, gradito invece dalla tifoseria che annuncia proteste e contestazione. Tutto l'esatto contrario, come già avvenuto per l'iscrizione, quando Sciotto dichiarò di rinunciare alla prossima Serie C, salvo poi fare un passo indietro.
i tifosi sui social si sono schierati apertamente contro il presidente, reo di non volere cedere la CR. Dopo essersi incontrato con Mannino e avere lavorato con i rispettivi legali per la conclusione della trattativa, Sciotto infatti ha sempre giocato al rialzo, non accettando prima l'offerta di 2 milioni di euro che successivamente è stata riformulata fino a 3 milioni, debiti compresi. Pur non avendo ricevuto la documentazione completa per una stima definitiva delle passività, Mannino è tornato in città per l'ultima proposta. Con Sciotto si sa, può ancora accadere di tutto, ma c'è una certezza, anzi una regola. Dopo 1 mese e mezzo dallo spareggio play-out vinto contro la Gelbison, del Messina del futuro, come negli ultimi 6 campionati, non c'è alcuna traccia.